Giornale radio della Puglia. Lacrime e preghiere per i 3 giovani tifosi del Foggia morti nell'incidente stradale di domenica sulle strade della Basilicata, cattedrale gremita per ricordare Samuel, Michele e Gaetano. Un operaio di 62 anni muore a Gallipoli per lo scoppio di un impianto idraulico durante dei lavori di manutenzione. Si sospetta il malfunzionamento dei meccanismi di sicurezza. Nessun dossieraggio. I legali di Vincenzo Coviello, l'ex funzionario di Intesa San Paolo, accusato di aver spiato i conti correnti di oltre 3.500 clienti, impugnano il suo licenziamento. Al via la nuova stagione del Teatro di Cagno di Bari intitolata Sacro Fuoco, alla direzione artistica l'intramontabile Gianni Ciardo. Le 7:18, buongiorno e bentrovati alla prima edizione del giornale radio della TGR Puglia. In studio Adele Pertosa, la parte tecnica Mauro Lorenzo. Il dolore di una comunità scioccata, veglia di preghiera ieri sera a Foggia per i 3 tifosi dauni rimasti uccisi nel terribile incidente stradale avvenuto domenica sulle strade della Basilicata. Ancora gravi ma stabili le condizioni dei 2 giovanissimi tifosi rimasti feriti. Lacrime e preghiere. La cattedrale gremita per ricordare Samuel Del Grande, Michele Biccari e Gaetano Gentile, 13, 17 e 21 anni, morti nell'incidente stradale di domenica sera a Potenza, di ritorno dalla partita Potenza-Foggia. Una veglia per dimostrare vicinanza agli altri giovanissimi sopravvissuti, Matteo e Samuele, 18 e 15 anni, che ora lottano per la vita in condizioni gravi ma stabili nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Carlo di Potenza. Tra i banchi una città intera, tantissimi ragazzi, presenti anche la sindaca episcopo, le autorità civili e le squadre del Foggia Calcio accompagnate dal presidente canonico e dall'allenatore Capuano. Nell'omelia l'arcivescovo di Foggia Bovino, Monsignor Giorgio Ferretti, sottolinea l'orgoglio e il senso di appartenenza della comunità. Dobbiamo amarci con affetto sincero, consolarci, sostenerci. Una città la si vede in questi momenti, ognuno per sé o tutti insieme nel dolore. Commozione e speranza hanno attraversato le strade di Foggia per tutta la giornata, come durante il corteo spontaneo degli studenti che ieri mattina con fiori, cori e striscioni hanno fatto tappa davanti alle scuole frequentate dai ragazzi feriti e dalle 3 giovani vittime del terribile incidente. Giacomo Susca, TGR Puglia. Aveva 62 anni, moglie e 2 figli. L'ennesima vittima del lavoro in Puglia è morto a Gallipoli mentre faceva manutenzione all'impianto idraulico di una villa. I lavori di manutenzione dell'impianto idraulico, poi l'esplosione improvvisa e violentissima. Per Fernando Coletta, operaio di 62 anni, originario di Racale, in provincia di Lecce, non c'è stato nulla da fare. Travolto dallo scoppio del vaso di espansione collegato all'autoclave, è morto sul colpo. L'incidente in una villa in aperta campagna in una contrada alla periferia di Gallipoli. L'esatta dinamica è ancora da chiarire. Forse ad innescare l'incidente la pressione troppo alta all'interno dell'impianto e il malfunzionamento dei meccanismi di sicurezza. Coletta era un operaio esperto, titolare di una ditta, chiamato dal proprietario della villa per lavori di riparazione. Gli operatori del 118 intervenuti sul posto hanno potuto solo constatarne la morte. Sul posto anche carabinieri, vigili del fuoco e ispettori dello Spesal al lavoro per accertare eventuali violazioni delle norme per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Coletta, molto noto a Racale, lascia la moglie e 2 figli. Antonio Salsetti, sindaco di Racale. Una nuova vittima sul lavoro, un ragazzo meraviglioso, un ragazzo buono, un artigiano di qualità. Fernando lo conosco da quando eravamo ragazzi, abitavamo vicini di casa. Quindi oggi veramente l'intera comunità si stringe al dolore che ha colpito la famiglia di Fernando e siamo veramente addolorati dell'accaduto. Antonello Cassano, TGR Puglia. Riaccensione tra le polemiche dell'altoforno 1 del siderurgico di Taranto alla presenza del ministro Urso. L'ennesimo schiaffo alla vita, hanno detto i cittadini riuniti in un presidio di protesta. A riaccendersi non è stato solo l'altoforno ma anche le polemiche. È stato il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso a schiacciare il pulsante che ha riattivato l'impianto numero 1 dell'ex Ilva di Taranto, fermo da agosto 2023 per manutenzione, tra le proteste di comitati e associazioni cittadine che hanno organizzato un sit-in all'esterno dello stabilimento. Evidentemente il ministro Urso non vuole guardare alla Corte di Giustizia Europea che il 25 di giugno si è espressa chiaramente su questo tipo di produzioni che non possono assolutamente prevalere
prevalere su salute ed ambiente. Una ripartenza necessaria per Urso, secondo cui la Commissione europea avrebbe autorizzato il prestito ponte grazie al programma concordato con i sindacati, le associazioni datoriali e gli enti locali, programma che prevede che fino al completamento del processo di decarbonizzazione dovranno restare in vita i vecchi impianti e tra questi l'Altoforno 1. Enti locali che però hanno deciso di disertare la cerimonia di riaccensione, a partire dal sindaco di Taranto Melucci, secondo cui l'unica direzione da intraprendere è quella della radicale riconversione della produzione attraverso la decarbonizzazione. Sulla stessa linea il presidente della regione Michele Emiliano, che smentisce che la riattivazione dell'altoforno sia stata concordata con le istituzioni comunali e regionali, come invece dice Urso. Il percorso era evidente a tutti che prevedeva questa tappa. Mi stupisce che si stupiscano di una cosa che avevano concordato. Nel frattempo il ministro ha confermato che sono 15 le manifestazioni di interesse nei confronti degli asset dell'ex Ilva che potrebbero essere assegnati ai gruppi ritenuti più idonei entro febbraio del 2025. Andrea Tedeschi, TGR Puglia. 25 milioni di euro in più per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Il Consiglio dei Ministri ha varato nella serata di ieri il decreto economico fiscale, stanziando queste risorse aggiuntive per il 2024. 33 i milioni di euro disposti complessivamente per i grandi eventi, di cui 4 milioni per coprire i maggiori costi degli ultimi Giochi Paralimpici del 2024 e altri 4 milioni a Roma Capitale per i costi delle celebrazioni del Giubileo. Cambiamo argomento. La procura di Lecce ha aperto un'inchiesta sulla morte del sindaco di Corsano, Biagio Raona, 64 anni, morto lunedì sera mentre era a letto al fianco della moglie. Qualche ora prima era andato al pronto soccorso dell'ospedale di Tricase lamentando dolori al petto, ma dopo alcuni controlli era stato dimesso. Qualche ora più tardi il malore e il decesso. I familiari hanno quindi presentato un esposto e il magistrato ha ordinato la chiusura della camera ardente e il rinvio dei funerali in attesa dell'autopsia fissata per domani. Vincenzo Coviello, l'ex funzionario di Intesa San Paolo, accusato dalla procura di Bari di aver spiato i conti correnti di oltre 3.500 clienti, non avrebbe compiuto alcuna attività di dossieraggio né avrebbe ceduto quei dati a terzi, né sarebbe stata trovata documentazione provante nella sua abitazione. A sostenerlo in una nota sono i difensori del bancario, che hanno anche impugnato il suo licenziamento. Nell'inchiesta è indagata anche Banca Intesa San Paolo per non aver segnalato tempestivamente alle autorità competenti gli accessi illegali. E ieri incapitanata l'operazione Mari e Monti contro la mafia garganica, 39 gli arresti, ma ha ammesso il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, il carcere non basta a fermare le attività criminali dei clan. Una faida, quella del Gargano, lunga quasi mezzo secolo, 21 omicidi solo negli ultimi 15 anni, per mettere le mani su Vieste, una città dove l'estate si fanno i numeri, milioni di abitanti, diventa 10 volte più grande che d'inverno e tutti vogliono comandare, racconta uno dei pentiti, grazie alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e alle intercettazioni. Polizia, carabinieri e guardia di finanza hanno arrestato 39 persone accusate di associazione mafiosa, smantellato il clan Libergolis, una famiglia che è diventata leggenda. Il procuratore antimafia Giovanni Melillo. Una misura che colpisce una delle organizzazioni più potenti delle mafie foggiane. Un clan di una ferocia selvaggia, scrivono gli investigatori della direzione antimafia di Bari. Gli devo sterminare la famiglia, cancellare il cognome, devono morire anche i bambini, dice uno degli indagati intercettato. L'organizzazione imponeva la tassa di sovranità, cantieri, imprese e negozi dovevano pagare e poi gli affari con la droga dei cartelli del narcotraffico albanese, tanti soldi reinvestiti nel turismo e nell'edilizia, tutto controllato dal carcere e dai capi clan. Francesca Russi, TGR Puglia. Disagi a Ginosa Marina nel Tarantino, almeno fino a domani sera, per la sospensione dell'erogazione idrica a causa della rottura di una condotta dell'acquedotto lucano. 3 autobotti dell'acquedotto pugliese saranno dislocate in paese per garantire l'approvvigionamento idrico delle famiglie che abitano negli edifici sprovvisti di autoclave. E ora è il momento del meteo, sentiamo dal nostro esperto che tempo ci attende. Buon mercoledì a tutti da Alex Guarini di Rai Meteo. Giornata odierna caratterizzata da una prevalenza di bel tempo su tutta la Puglia. Persiste un campo di alta pressione e garanzia di stabilità e una prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, almeno in questa prima parte di mattinata, perché tra il pomeriggio e le ore serali aumenteranno nubi alte e sottili, saranno comunque di scarsa consistenza, a iniziare dal Foggiano, assenza di piogge, con temperature molto miti, massime fino a 27-28 gradi sulle pianure interne, valori più freschi sul versante adriatico,
interessato da moderati venti nord-orientali. Il mare qui si manterrà mosso, poco mosso lo Ionio. Tuttavia, a partire da domani è atteso un cambiamento delle condizioni atmosferiche, si avvicinerà gradualmente una circolazione depressionaria, aumento delle nubi e nel corso della giornata non esclusa anche qualche pioggia a iniziare dal Foggiano. Con questo è tutto, da Rai Meteo l'augurio di una buona giornata. Si intitola Sacro Fuoco, la nuova stagione del Teatro di Cagno di Bari. La direzione artistica è stata affidata all'intramontabile Gianni Ciardo. A 75 anni brucia ancora di sacro fuoco, tanto che Gianni Ciardo potrebbe leggersi anche così, Gianni Ciardo, cioè di vampo di passione sul palcoscenico, come quello del Teatro di Cagno di Bari, dove dal 15 novembre partirà la nuova stagione, intitolata appunto Il Sacro Fuoco, da lui diretta e organizzata dall'associazione La Scimmia. In cartellone 6 spettacoli comici, dal cavallo di battaglia all'Imbianchino bussa sempre 2 volte, allo spettacolo in prima nazionale Felice e contento. Gianni Ciardo, quanto brucia questo sacro fuoco? Sì, però è tutto ignifugo, perché non c'è stato altro da dire che assolutamente i teatri devono essere ignifughi. E infatti io ho un buon rappresentante di tutto questo. Stamattina mi sono bruciato, io siccome fumo ancora per mantenermi giovane, con la sigaretta mi sono bruciato qua, però la camicia è ignifuga, quindi abbiamo tutto in regola, non c'è problema. Il segreto della sua longevità artistica, un mix tra fortuna, talento da autodidatta e dieta pugliese. Io sono nato fortunato, ecco perché continuo a fare teatro senza aver fatto nessuna accademia, nessuna scuola di dizione. Per star bene bisogna mangiare quello che uno vuole, la trippa, maccherone al forno, il ragù di polpo. Guarda, io sono un maestro a fare il ragù di polpo, che poi eventualmente, se abbiamo tempo, poi vi dirò qual è la ricetta. Gianluca Veneziani, TGR Puglia. È tutto per questa edizione, ma il GR torna alle 12:10. Da Adele Lapertosa e Mauro Lorenzo alla parte tecnica, l'augurio a voi tutti di una buona giornata e grazie per averci seguito. Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio della Puglia.